Mister, una sconfitta che brucia, sembra che forse, mi corregga se sbaglio, sia mancata un po' di reazione. Ma chiaramente giocavamo contro una squadra che è forte, lo sapevamo, sarà fino alla fine una lotta con loro e magari anche con qualcun'altra, non avevamo mai pensato di aver già vinto il campionato. La reazione secondo me c'è stata, non è stata ordinata, non è stata pungente. Abbiamo avuto poche occasioni, ma sono stati anche bravi loro a difendersi, perché poi il pallone si gioca in due, quindi se sono bravi loro, la partita si è messa bene per loro perché hanno trovato un gran gol e perché la partita doveva essere indirizzata in un'altra maniera, perché c'è stato un episodio troppo grave per non essere visto dall'arbitro e che ha dato solo giallo a Mincolelli quando era evidentissimo che ha avuto uno scatto di nervi, ha dato un calcio senza senso a un mio giocatore che tra l'altro ho dovuto sostituire e quindi abbiamo avuto anche questa penalizzazione qua, però è rimasto in campo e poi la partita è andata come è andata. Comunque faccio i complimenti al Bargagli, lo sapevo che è una squadra tosta, in queste partite qua spesso chi fa gol per primo poi alla fine la porta a casa.